Dalla cima del Nevegal risuona l'inno d'Italia, la bandiera tricolore è issata per battezzare una nuova giornata dedicata alle penne nere di oggi e di ieri. Il motto di sempre, ad onorare i morti aiutando i vivi, portato ancora una volta sul palmo della mano. È la seconda giornata del raduno triveneto degli alpini che inizia con l'arrivo della ciclopedalata del ricordo, il cui traguardo per l'occasione è stato spostato dal Col Visentin al piazzale del Nevegal. I vessilli, e sono ben 22 già presenti, delle sezioni appartenenti al terzo raggruppamento. Alle 10:30 inizia la discesa al santuario della Beata Vergine di Lourdes con il vescovo Monsignor Marangoni a celebrare la Santa Messa. Tutta la vicenda di questo nostro territorio è raccontata da ciò che hanno vissuto gli alpini. Per cui anche a nome della Chiesa di Belluno Feltre e di tutte le nostre comunità desidero esprimere una parola di gratitudine. Quelli che chiamiamo caduti sono nelle mani di Dio, ricorda Monsignor Marangoni. Questo è il motivo di speranza che ci fa guardare con desiderio di pace ciò che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Grazie alpini, perché voi siete una grande scuola, un grande tirocinio per dire che non siamo solo individui isolati. Dopo la celebrazione si sono aperte le porte della caserma Sant'Angelo, dove mezzi e materiali in dotazione delle truppe alpine dell'esercito italiano sono stati messi a disposizione. Toccante il passaggio del Basto di Iroso, uno dei 14 muli che affiancarono la brigata degli alpini di Vittorio Veneto. Iroso così farà idealmente ritorno alla sua caserma natale per essere portato poi al museo Villa Pat a Sedico. L'abbraccio della città, le sezioni alpine che dalla caserma si portano poi verso Piazza dei Martiri per l'alzabandiera. Al microfono dello speaker Nicola Stefani anche un ringraziamento alle nostre reti da sempre al fianco delle penne nere. Grazie di cuore a Media Nord-Est che da sempre segue il mondo degli alpini e rende possibile anche per chi è a casa partecipare e vivere in diretta questi momenti di grande pathos e di grande spirito.